Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it. Ha preso il via questa mattina al Tribunale di Busto Arsizio il processo in corte d'assise contro Gianna Guglielmetti, la 73enne che un anno fa, era il 3 giugno, a Ierago uccise l'anziana madre Giulia Giacomini, 94 anni, affetta da Alzheimer, colpendola alla testa con una statuetta raffigurante un angelo. Con la presidente Nicoletta Guerrero, a latere Rossella Ferrazzi e giudici popolari, e con PM Massimo De Filippo e per la difesa l'avvocato Duilio Mancini, sull'imputata dichiarata incapace di intendere e di volere e stamattina assente, è stata disposta un'integrazione di perizia per stabilirne la pericolosità sociale. La donna infatti attualmente vive in casa con il marito, in stato di libertà vigilata con obbligo di colloquio al SERT. Compiuto questo passo è stata fissata la prossima seduta per il 12 luglio. Chiusura per eccesso di euforia. Si potrebbe intendere così il provvedimento rilasciato venerdì sera dagli agenti della polizia locale di Magnago, richiamati ai propri doveri dall'eco di una festa di matrimonio in una villa, nota location in cui si tengono abitualmente banchetti. Sono quindi scattate le sanzioni e i provvedimenti collaterali, tra cui la chiusura per 5 giorni della stessa villa, sui cancelli della quale sono apparsi i sigilli e un cartello recante la norma violata all'interno del DPCM del 2 marzo, che definiva le ristrettezze ancora valide all'interno delle aree gialle. La cosa ha peraltro indispettito i gestori di altre location per matrimoni, che hanno lamentato la concorrenza sleale subita. Il sindaco di Varese Davide Galimberti, in una recente intervista a Prealpina, ha indicato le priorità negli investimenti che potranno arrivare grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una su tutte, collegare Varese a Milano in treno in mezz'ora. È un obiettivo realistico e fattibile? Guardando le condizioni delle linee ferroviarie e consultando orari di partenza e arrivo delle attuali corse, può sembrare impossibile, eppure si potrebbe fare. È tecnicamente fattibile, stiamo del resto parlando di colmare una distanza di 50 km, ha confermato Giovanni Arioli, amministratore dell'Agenzia per il Trasporto Locale, nel bacino di Varese, Lecco e Como e tra i promotori del progetto Tram-Treno. Il principale ostacolo, ha continuato, è l'organizzazione del servizio. La richiesta del Comune di Varese per l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Lombardia, Ferrovie Nord e gli enti locali che rappresentano il territorio da Varese a Milano è già stata inoltrata. I tempi però sono stretti. Per ottenere le risorse indispensabili bisogna garantire l'opera entro il 2026. E veniamo alla ricca pagina sportiva che apriamo con il nuoto. L'azzatese Niccolò Martinenghi si è qualificato pochi minuti fa per la semifinale dei 100 rana in programma stasera ai campionati europei di nuoto iniziati a Budapest. Martinenghi ha ottenuto il terzo tempo di qualificazione con un cronometro di 58 secondi e 88 centesimi. Intanto nell'hockey su ghiaccio il coach dei mastini Claude Devez ha annunciato di aver lasciato la panchina giallonera. Nella prossima stagione allenerà il Brest. Infine il calcio, sulle immagini di Gozzano Varese, il punto sul campionato di Serie D. Servizio a cura di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Le immagini che vedete si riferiscono all'incontro di ieri fra l'ex capolista Gozzano e il Città di Varese, terminato 1-1. Padroni di casa in vantaggio con Allegretti al 26esimo del primo tempo e pareggio del Varese al 50esimo minuto della ripresa, in pieno recupero dunque, con un magistrale calcio di punizione di Ebagua. È un pareggio che serve a collocare il Varese in piena zona play-out, dove peraltro già si trovava, ma che non gli consente di avvicinarsi a Chieri e Dertona che lo precedono. Tuttavia è sicuramente un risultato importante e che può dar morale alla truppa biancorossa. Contemporaneamente ieri il Legnano ha pareggiato 1-1 in casa con la Caronnese, un pareggio frutto delle reti di Banfi della Caronnese al 14esimo del primo tempo e sempre nel primo tempo il pareggio Lilla con Luoni al 43esimo. In classifica le due squadre della nostra zona sono sotto la zona dei playoff, il Legnano con 51 punti è al settimo posto, la Caronnese con 50 punti è all'8° posto. Ricordiamo che al momento passa nella serie superiore la prima in classifica e vanno ai playoff altre 4 squadre che però non acquisiscono nemmeno in caso di vittoria automaticamente il diritto alla promozione. Tra le 4 attualmente qualificate ai playoff c'è la Castellanzese, ma non è detto che il format rimanga questo.
Stessa cosa in fondo alla classifica, dove il Varese al momento è quintultimo e appunto dovrebbe disputare i play-out per raggiungere la salvezza. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prepina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!